La malinconia, le onde come il mare, ti fa andare e poi tornare, ti culla dolcemente. Momenti di calcio biancazzurro tra nostalgia, ricordi e ritrovato entusiasmo. Il 25 settembre 1960 l'Akragas, inclusa nel girone C di terza serie, debuttò allo Stadio Assaneto ospitando il Pescara di Becchi, Mupo e Borella, con allenatore lo slavo Benčić. I biancazzurri del capoluogo si imposero 3-1 dopo essere stati in svantaggio. Una rete di Mupo dopo 2 minuti all'inizio della ripresa gelò gli sportivi agrigentini. L'Akragas pareggiò al 67esimo con Genovesio e dopo 4 minuti con Mora passa a condurre. Ancora Genovesio, al 9 dal termine, mise a segno la rete del definitivo 3-1. Il 25 settembre 1983 l'Akragas, al primo anno di C1, si confronta con il Campania. Dopo un primo tempo equilibrato subisce la rete di Sorbello sul calcio di rigore. 6 minuti più tardi i campani raddoppiano con Gianzanti e al 60esimo di nuovo Sorbello fissa il finale 3-0. Dopo la sconfitta, la seconda consecutiva, viene chiamato in panchina Franco Scoglio al posto di Egizio Rubino. Di quella stagione alcune perle come le vittorie esterne al Vestuti di Salerno e a Casarano. La malinconia, le onde come il mare. Torniamo al presente. Akragas e Castellammare si affrontano per la quinta volta. Il bilancio è favorevole ai biancazzurri, che hanno vinto 3 volte e perso una. Contro i trapanesi gli agrigentini giocarono la prima volta nel torneo di promozione 1977-78. Allo Stadio Assaneto finì 3-0 con reti di Gaetano, Spiga e Vegna, e la partita fu caratterizzata da una aggressione all'arbitro Adamo di Lentini da parte di 2 calciatori ospiti, Amoroso e De Luca. Al ritorno ancora successo biancazzurro grazie ad una rete di Cesare Lavello. Va ricordato che quello fu l'anno dell'immediato ritorno in Serie D. Infine lo scorso campionato, le 2 formazioni si incrociano alla 13ª giornata. All'andata l'Akragas si impose allo Stadio Assaneto grazie alle reti di Parisi e Vinciguerra, ma al ritorno con una formazione di ragazzini subisce un mortificante 6-1. La malinconia, le